Buongiorno a tutti e ringraziarvi giunti numerosi per questo momento di presentazione di conferenza di Angelo Pomonti. Angelo Pomonti è un collega che è di uno stato studiante qui all'università, è certificato di spagnolo e certificato di corso, dunque professore dell'insegnamento secondario e di nuovo dottorante qui in una tesi che è quasi compia, nanta espressione letteraria corsa, di lingua corsa. E giusto appunto gli è stato domandato in un quadro di suo lavoro di darci qualche fetta così di giusto appunto a storia, a periodicità e poi sguardo critico e di presentazione che noi possiamo avere non tutto il suo percorso. Interessantissimo perché giusto appunto ai giorni d'oggi abbiamo quantunque una difficoltà e un sguardo organizzato di radio non tu giusto appunto sa letteratura di espressioni corse, in particolare non ta sugli ultimi anni che sono i più diviziosi e finalmente i meno studiati. Dunque, aspettando l'antologia che io mancherà adesso da qui a qualche settimana o qualche mese, abbiamo su lavoro di noi e passa prima conferenza qui ce ne sarà quattro. Quattro dunque affilati, nanta, suppongo quattro periodi e principiano, suppongo di no, cu il XIX secolo, i primi tempi di, anche prima, XVIII, di sa letteratura di espressione corse. Angelo, a ringraziati e hai la parola. Bien, allora saluto a tutti, quelli che sono giunti qui e quelli che ci vedranno non ta usido. Dunque, per queste stonde di riflessione e di guardato non ta a letteratura corsa, più esattamente a letteratura espressione corsa, è molto, come l'ha detto Monsieur Alain Di Meglio, insiste nell'idea di costruzione storica in deu tempo dunque di nostra letteratura, dall'apparizione di un scritto letterario di lingua corsa sinamente all'attualità più recente e sicuramente dunque più conosciuta. Allora, seguendo un filo cronologico e più esattamente diacronico, riveneremo dopo in un senso di un concetto, oggi la premura di lebighe dette pioniere, infatti prima di secolo XIX è veramente un momento nascente per la letteratura di espressione corsa, anche così il termine letteratura qui vedremo le madubra con una certa precauzione, è definito 5 tappe, dunque che corrisponderanno a 5 stonde allo cauverano. E con il contenuto partendo dai titoli e manderemo a fuori a misura in prima qualche spiegazione. Allora, prima stonda, quella di oggi, è intitolata La facca di un scritto letterario corso, generi minori e recuperazione romantica di un patrimonio orale. Dunque parliamo di scritto letterario, ma vedremo infatti che corrisponderà piuttosto a una letteratura diglossica o anche a un momento per una certa parte di questa letteratura a una paraletteratura. Bon, ne ma spiegare in modo più chiaro da qui a poco. Seconda stonda, a principio di marzo, se non mi sbaglio mica, dunque il titolo tra politicizzazione e elaborazione letteraria o l'ore di Ubreri acquisto 1896-1945. Qui cercheremo di balisare, secondo noi, a dimensione complessa di questo periodo che l'ha qualificato dirigente Gian Guido Dalamoni, primo riacquisto. Noi spiegheremo già perché abbiamo scambiato un po' la terminologia e dunque cercheremo di balisare un po' tutta la complessità tra politica e diversità letteraria di questo periodo. Terza stonda, sempre un mese di marzo, se mi ricordo, dunque il titolo da un mantenimento al riacquisto tra etnografia, ingaggiamento e aspirazione moderniste. E qui le bighe trattate saranno all'ingrosso 45-70 per il mantenimento e 70-90 per il riacquisto, dunque due bighe trattate qui allo stesso tempo, con
una logica di rompitura per rapporto infatti a guerra stonda, allora intitolata ella da reazione a aggregazione, una formula pigliata all'anno di meglio, a leva di 1,90, vale a dire infatti un momento chiave si può dire di l'apertura creativa in letteratura e espressione corsa. E infine, quinta e ultima stonda, principio d'aprile, se non mi sbaglio mica, il titolo l'anno 2000 di vizia e modernità, dunque con la doppia idea qui a tempo di quantità e di qualità o di ricerca di qualità via a modernità, da illustrare un po' i processi, le modalità di literarizzazione e di elaborazione. Allora, prima di ogni cosa, di arrivare a penuccia nella modalità di un progetto scientifico personale, dunque già il titolo di un progetto, la letteratura e espressione corsa tra minorazione, ingaggiamento e modernità, forse è traduzione chiave o fra, in tutti i casi è più chiave di questa letteratura qui. Allora, di sicuro non la faccio mica per piacere di digressione, ma giusto per spiegare un po' in modo più chiaro tutte le rimesse in prospettiva che avevamo un momento dato all'occasione del suo scontro e spero di tutti quelli che beneranno. Allora, in prima di cercare di spiegare le motivazioni che mi hanno portato alla scelta di questo soggetto qui. Allora, al di là di affinità personale, di un percorso universitario, sempre, che sono sempre banalità, nel senso che quando uno fa una tesi, dice che lo ha aumentato un'affinità con il soggetto. Al di là di questo, infatti, ciò che mi ha puntato personalmente verso questo tipo di ricerca qui, di un po' la visione che la via, secondo me, a gente, a non l'oggetto letteratura corsa in generale e letteratura e espressione corsa in particolare. Mi sono visto dunque che la letteratura in lingua nostrale era percepita spesso alla stessa maniera, vale a dire sia come una piccola letteratura dialettale, provincialista, di amminorazione, sia come una letteratura propagandaria, vale a dire di rivendicazione politica schietta. Due barre che mi parevano a me quantunque abbastanza radicali e che non corrispondevano mica all'impressione in tutti i casi che avevo io quando ero studente, come poi, per quelli che sono presenti qui, all'insieme di questa letteratura. Un altro barre comune e abbastanza radicale che mi ha fatto reagire è l'impressione o la certezza che il di letterario corsovo non sarebbe sbucciato veramente che a partire dagli anni 70 o anche meglio da un 90 in qua, periodo presentato come un barangone di rompitura e di ricerca creativa. Allora, ciò che non pensiamo anche noi, andiamo subito, ma con una certa nuanza, cercando di tenere conto dell'individualità di tutti i progetti messi in ballo lungo i secoli, vale a dire senza generalizzare, e soprattutto con una visione arraigata in una prospettiva evolutiva di costruzione diacronica. Tanto mi sono premurato di interrogare i presunti accosti strettamente passadisti da una parte o strettamente politica dall'altra, che mi parevano a me generalizzazione o anche di orte semplificazione e provando allo stesso tempo a palesare la vera natura di l'epica, diremo, fondatrice della nostra scrittura. Allora, mi è toccato così a proporre una via alternativa in lei a quelle realtà sociolinguistiche oppure politiche, ma sia come la sia liata in maniera incondizionale a un campo disciplinario di letteratura, voglio dire letteratura in generale. A un momento dato, se non parliamo di letteratura, penso che c'è anche una di sorte di visioni che sono alla fine extraletterarie, pur se le gente non assai, e di centrarsi un po' a nanta letteratura è la stessa, vale a dire a nanta ciò che leggono i testi. Dunque, questo è un primo affare. Allora, perché di noi fa senso e da trovare siamo un velo rosso capace di dare coerenza all'insieme di l'oggetto letteratura e espressione corsa e questa al di là di l'epiche. L'idea era di trovare così un filo rosso
che fosse capace di fare tra i differenti periodi e dunque da una coerenza all'insieme. La costo scelto di quello di l'evoluzione di un fenomeno in deu tempo, come noi diciamo, baladi a diacronia. Allora, a diacronia in deu linguaggio un poco scientifico di un concetto che è piato a linguistica e più esattamente a Saussure e che bene gusti applicato a un altro campo di ricerca come qui per esempio la letteratura. Su fenomeno dunque l'analizzeremo sotto l'angolo forse un poco particolare di modernità o meglio di cerca di modernità. Una scelta che ci permette di abbindere la globalità dell'oggetto non solamente dal punto di vista di rompidure che esistono anche assai e se non abbiamo periodizzazione di che ci sono rompidure, ma anche dal punto di vista di continuità storica che in una certa maniera appare come l'IA i secoli e dunque dà la sua coerenza all'insieme. A livello teorico mi sono arrivato in prima per cercare di ragionare in modo cronologico a un fenomeno storico di letterarizzazione o messa in letteratura di lingue e di Isabè, avanzato da Christian Jouot, che studia la relazione e dipendenza tra letteratura scritta e potere politico come mezzo di pressione e girato in un senso coercitivo. Tra primura e quantità, ricerca d'eccellenza e brama simbolica di riconoscenza, spiegherà soprattutto in un caso corso mica l'idea di sottomissione a un potere esterno qualunque, posto che Jouot parla di un secolo XVII francese, dunque di una precisione ad spiegherà soprattutto piuttosto l'idea di volontà di costruire un campo letterario spodico corso per parlare come Bourdieu e la sua famosa teoria di campi, allora, campo sociale, campo politico, campo letterario. Per conto nostro è un campo letterario spodico corso sfarenziato per la prima volta da italiano e anche da francese, soprattutto a parte da Santo Casanova che è considerato come un uomo fondatore, ma che non avremo mica l'occasione di studiare oggi, posto che sarà piuttosto un punto di partenza della nostra seconda stonda. Oggi siamo veramente in un periodo pioniero. E dunque Santo Casanova che infatti aprirà un campo letterario corso e porterà dunque tanti scrittori corsi a impennare. Allora, senza neanche appena l'esistenza di progetti o periodi più, tra virgolette, minori, ecco dunque gusti da presso noi un famoso filo rosso che noi cercavamo per fare coerenza dell'insieme dell'oggetto, quello di l'elaborazione, modernizzazione, tra virgolette, perché è un po' un concetto che abbiamo un po' manidiato noi, dice radio, di letteratura e allo stesso tempo di lingua corsa, essendo dato che noi parliamo di una lingua che sempre oggi si trova in situazione di minorazione, bramosa dunque più che nessun'altra di sfruttare tutti i mezzi di riconoscenza possibili. Attesta attexté in francese letterariamente di sua esistenza via a qualità, a quantità o a varietà, ecco cosa lo diceva per esempio Giacomo Fusina in 1997. Una dimartia d'insieme che, come li ha dice nostra orta Pascal Casanova per le lingue minoritarie e Gian Guido Dalamoni per il caso corso, per la Corsica, si intreccia dunque di maniera netta con una volontà palese di riconoscenza culturale e dunque somuole politica. Semplicemente, e di ciò che noi pensiamo noi, bene è difficile assai di riuscire l'insieme di abruzione prima dice in lingua corsa e l'attuale, ne parliamo, a una mossa patriottica di tipo, tra virgolette, riacquistaggio, che sarebbe l'alter ego corso, per esempio, di un romantismo catalano in epica, che è lampa tutte le cose di un catalanismo moderno e che è veramente un movimento politico da cima in fondo. Da sfarinziare, infatti, avviene dunque un slancio o l'abrio che è effettivamente identitario in un senso di presa di coscienza di una specificità corsa e da sfarinziarlo da un contenuto o piuttosto dai contenuti che in un caso corso sono letterariamente e soprattutto ideologicamente diversi, assai diversi di già per ciò che tocca all'epica veramente prima dice.
Beh, teneremo conto dunque di questa diversità tamanta di intimo politico corso, fatto anzitutto o manco fino a questo di contraddizione, comportamento qualificato d'altronde da genio Gherardi di, tra virgolette, schizofrenia identitaria, vale a dire che non esiste mica un consenso intorno all'idea politica, in dei contenuti, ciò che può essere considerato invece come politico, a limite effettivamente di l'abrio o fatto di avere presa di coscienza di una specificità e di trauggerla a livello di scrittura. Dunque, all'opposto, infine, faremo caso di noi a una nozione di piacere creativo che centrerà assai in un nostro progetto di costruzione letteraria e che è particolarmente per i tempi più odinchi. Avremo la libertà di rinnovo, di forme o di tematiche, avrà come prolungamento l'idea più larga d'universalità, che lo Jidokawa definisce appena. Allora, cosa è l'universalità in letteratura? È un concetto abbastanza soggettivo, ma che non possiamo cercare di abbindere un po'. L'universalità in letteratura sarebbe, d'après noi, la facoltà che un'opera oppure un autore di staccarsi di tutti i determinismi o condizionamenti extraliterari di scrittura, scusatemi, che sono pastodie a creazione, una creazione libera, che viene di tutta la complessità della natura umana in generale, pur ubbiendo la comunità come punto di partenza. Rammentiamoci così il famoso aforismo di Miguel Torga, che pur se è tra conosciuto, ci pare riassume abbastanza la situazione, l'universale, geologale, senza o meno i muri, vale a dire che il locale se lo mette in onda in una certa maniera i meccanismi, i vili di natura umana e è perfettamente capace di essere un punto di partenza a una riflessione di tipo universale. Un'altra premura maggiore di nostro lavoro e dunque di gestione da bene è la volontà che noi avremo di patrimonializzare la produzione letteraria in lingua corsa con l'idea di un censo, l'abbiamo detto, diacronico, ma soprattutto teorizzato di l'opera, dunque secondo la logica di uno filo conduttore e soprattutto di una ridefinizione di periodizzazione qui di noi, sempre secondo uno filo conduttore. Forse la difficoltà maggiore di tutta la nostra faccenda, che può essere stata aspettata un po' attraverso le stonde che sono previste, è dunque l'idea di maneggiare una materia che infatti è tamanta. Pur se non parliamo di una letteratura considerata come minorata o in situazione di minorazione, cioè mica smenticare che la storia di un scritto letterario corso è già infatti tricentenaria. A 300 anni e più. Dunque c'è una quantità importante, quindi una difficoltà maggiore, ma una difficoltà che non possiamo limitare, che non possiamo strettire con la coerenza di un nostro filo conduttore, in tutti i casi, di ciò che noi creiamo. D'altronde, e per ciò che noi diciamo, una periodizzazione, ci malfideremo anche noi di una, tra virgolette, taxinomizzazione, vale a dire una categorizzazione esagerata e superficiale, che rischierebbe anche di farci smenticare ciò che lo chiama Maria Righi des isolats letteraires, vale a dire progetti già, tra virgolette, modernisti, in seno a periodi considerati come periodi di riflusso o minori, ciò che ci dimostra un po' la complessità e di non al limite di semplificazione. Dunque, per questo che ci siamo cittati in dei testi e abbiamo cercato di rimarcare quando lo gira in tal periodo, in tal epoca, tal o tal progetto modernista, se lo si può dire così, e vedremo che ci sono. Avanzeremo dunque infatti a fine una categorizzazione personale che di sicuro si può sempre contrastare, rigusare, questa all'infinito, di tutte le maniere un gioco di ricerca. Allora, pianterà di qui per la parte teorica, che non è mai la più divertente, ma che è necessaria per capire un po' come modo di ragionamento, mi giocherà di un parecchio di tecniche di letteratura paragonata, posto che la rama dell'elaborazione e modernizzazione che noi diciamo, pierà a spesso e forme semplicemente di ciò che lo si fa in dastro. Voglio dire,
ciò che lo si va in dastro in letteratura, corrisponde d'altronde in maniera più larga a ciò che lo chiama Roman Jacobson l'elaborazione di letterarità di lingue, che ha messa a distanza per il corso di tradizione e di codici formali, pur se li sponteranno per assai tempo, per esempio in poesia, e al contrario l'adopero di codici formali che sono liati di maniera classica, esclusiva, al scritto, voglio parlare di generi, di tecniche, di stili, eccetera, eccetera, ciò che lo chiama Bourdieu infatti l'habitus. E sempre con l'idea un po' d'arredo di dignificazione della lingua via la scrittura letteraria, questo è un elemento importante, a dimensione qualitativa. Allora tutto questo avviene manca appena per cercare di fare erodizione, ma per dare al contrario la prova concreta che esisteva una rama e una realtà moderniste in seno alla letteratura isolana, baladì infatti è proprio un nostro filo conduttore iniziale e generale. Allora, attacchiamo con l'analisi di un periodo pioniero che vede l'apparizione di un dì letterario specifico di lingua corsa, un periodo a di la franca mal conosciuto, de orte anche caricaturato appena ma fondatore in ogni caso e fondatore malgrado vedremo le sue debolezze, le sue incompletudini e soprattutto per dirla in modo più chiaro il peso tamanto che la può avere la sociolinguistica, più precisamente la diglossia, non ai contenuti. Bon, quello ma l'analizza più alla fine perché è veramente un elemento centrale. Allora, questo periodo qui abbiamo scelto di spiegarlo in due fasi o in due tempi. Primo tempo abbiamo dato l'emergenza e l'utilizzazione progressiva di un cosiddetto dialetto sotto il doppio peso di una tradizione orale da una parte e di una gerarchizzazione diglossica spesso anche incosciente in dello spirito di l'autore, un fenomeno veramente quasi psicologico. Dall'altra parte, un secondo tempo, siamo potuti osservare un fenomeno legato direttamente alla mossa di un romantismo europeo, quello di recuperazione e di rivalutazione di un patrimonio tradizionale via la sua messa in scrittura. On così, ben inteso, il soffio romantico, spirito generale di un romantismo influenziato di noi, i primi scrittori corsi detti dialettali, ma l'emo da avere, in questo caso qui non si tratterà che di una rivalutazione parziale. Attacchiamo dunque cronologicamente, diacronicamente di noi, con il primo di tutti, il breve poeta Guglielmo Guglielmi, che in 1702 scrive le sue ottave giocose in italiano, ma con cursisimi numerosi, qualificati da bottiglioni, da cursisimi crudi che urtano il lettore, dunque una visione particolare di questa letteratura, e soprattutto per conto nostro due pezzi particolarmente simbolici che lo ci tocca a mintulare. Allora, il primo di corrisponderebbe a una specie di mossa romantica avanti l'ora, romantica in del senso di una recuperazione patrimoniale, con una poesia che cerca di spiegare in toscano ibrido un'epoca di proverbi corsi, dunque uso titolo, di abbastanza chiaro, terzine di vari proverbi corsi ed altre sentenze. Il secondo, soprattutto, quando sarà volea lo Galareccio, costituisce una sfida letteraria e linguistica a tempo. Infatti, ci si vuole fare in un modo ludico a una donna romana a dimostrazione che non sarebbe mica capace di capire il dialetto locale. Ecco la prima prova storica di distanziazione cosciente tra corso e toscano, fatta dunque sotto l'angolo di un ludico secondo Françoise Albertini che sarebbe dunque all'origine della prima azione glottopolitica corsa. Eppure, malfiamoci gustiti l'idea di rivalutazione di un locale, posto che il genere scelto, vediamo di natura comica, come per rammentarci un poco in realtà di radio compartimentate di diglossia. Ma, sia come la sia, si compie con Guglielmi a prima individuazione letteraria di un corso,
appetta italiano e dunque l'atto di nascita di un scritto letterario in lingua nostra. E vediamo in passando che di una letteratura che per un momento ci porta a maniare assai i concetti che sono legati alla sociolinguistica. Abbiamo detto che lo gira un peso tanto di sociolinguistica, dunque non è mica studente che non sappiamo chiamati così a maniare questi concetti. Continuiamo dunque cronologicamente, diacronicamente. Allora, a fine degli anni 80 fu ritrovato dalla Soggio a Franciscorsa un sonetto anonimo scritto in 1730, vale a dire all'inizio di cosiddette rivoluzione igorsica, rivoluzione antigenuese, sappiamo, un sonetto che dia una risposta indignata, indirizzata in corso ai paesani di contorni vastiacci, colpevoli di aver messo la città di Bastia alla botte. Lo scopo è la dobro di un corso stavolta non è mica la differenziazione chiara da italiano verso italiano, ma la volontà di avvicinarsi a se stessi corsi per farli realizzare infatti uso presunto tradimento, facendoci pensare un po' alla definizione intimista che lo dava Giacomo Dier, qui presente, della lingua corsa in dei papiers d'identité con dello digia la langue du cœur, des racines, de la famille et de l'intimité. Che lo opponia, mi si pare, a una lingua di urbane che non era mica o corso. Dunque c'è appena stata di marcia qui, vale a dire una di marcia che non è mica ludica, ma piuttosto ingirata da una certa gravità, giustificata da un'intenzione politica e anche propagandaria. Dunque, se non udiamo un trabassamento di glossico reale, con l'idea di gravità in deudema e a forma di usonetto, una forma classica di noi in letteratura francese in particolare, quantunque c'è un aspetto circostanziale qui legato dunque a uno scopo politico sovrano e che dunque ci porta a relativizzare un po' la dimensione di radio rivoluzionaria di questa poesia qui. Continuiamo dunque cronologicamente. 1817 è l'anno della prima pubblicazione conosciuta di un testo in corso con il famoso poema, diventato famoso, Userinato e Scappino, inserito in Deuganto 4 di Adio Numachia, a guerra di Usumere o per Usumere in greco. Si tratta di un lungo poema di genere eroico comico, vale a dire che tratta l'insignificante ma con un stile elevato, con tutta la dimensione rigola che non possiamo irridante, che non possiamo immaginare. Un poema scritto in italiano da un famoso scrittore magistrato astiaccio Salvatore Viale. Allora, due parolucce nell'opera, l'idea un genere nobile di lebubea, da trattare un soggetto rigolo, quello di dialettica reale tra Borghigiani e Lucianinchi nel 1812, dopo la scoperta di Asalma di un sumere, dunque una specie di conflitto di frontiera, un conflitto municipale che ci porta un po' già a intravedere l'idea di un campanilismo all'uso corso. Dunque, da Reda a Risa, c'è di noi qui a critica fine della società corsa di uso tempo, della parte di Viale, ma di noi di visi umani in generale, che è per l'insieme di l'opera. Ma in un bassuccio che ci interessa, un bassuccio corsofano, con tutta la dimensione simbolica che lo può avere, il pastore Scappino canta un serenato a sua innamorata filignocca, noi demo in passando i gugnomi, la dimensione popolare di gugnomi, utilizzando per questa una successione di immagini rozze, sgalabate e ridicole, belle lontane, a dirla franca, di una situazione di, tra virgolette, marivaudage o di seduzione in tutti i casi che l'imponerebbe il genere di userinato. Qui siamo in una parodia palese di userinato. Ad arrivare è giusto un supolo, non sta ciò che dice, non sta un nome o cognome popolare, ma qui capite che Scappino fa riferenza a Scapin, che è il famoso servo e buffone di commedia dell'arte italiana e che è stato
immortalizzato in una certa maniera in Francia da Molière, con la famosa pezza Le Fourberies de Scapin, che avrebbe poi studenti sicuramente studiato in liceo, io in tutti i casi l'ho studiato. Dunque, di una riverenza che è sempre ridancia, vediamo un po' a ripetizione di questa idea qui, che arriva e torna per parecchio tempo. Perciò di udierti di un ridicolo, di maniera forse appena sgalabata, ma c'è una volontà di buono e uno sguardo ridicolo. Scappino si faceva rubare la salma dell'animale che lo doveva sorvegliare con tutte le conseguenze che non possiamo immaginare. A scelta di un corso sotto la piuma di un autore borghese dio unicamente a la descrizione di classe popolare. C'è percepito il corso come un livello e lo stesso popolare per un dimica rustico di un nobile italiano perfettamente adatto tanto a un'occasione in natura ridicola e ripeto che mi pare gusti proprio a parola chiave. Anche più tardi e Bera, Salvatore Viale si ingaggerà a favore di un dialetto attraverso lo strettiscimento di un legame culturale e politico con l'Italia. Vediamo dunque chiaramente l'ora di rivalutazione di un vernacolario non è anche giunge e ferma sempre tra corso e toscano sullo stesso rapporto, si può dire, di subordinazione, di gerarchia, che dia una conseguenza completamente logica di una situazione sociolinguistica marcata da stampa di diglossia. L'estro pastorale è giocoso in italiano, ma in corso si direbbe piuttosto giocondo o giocarino, si prolungheggia con Ugo Beretti, che è il primo scrittore sottanaccio di storia, conosciuto. Tra oralità di spirito e poesia sapiente di forma, i suoi versi di sagra mettono in scena all'edica ridancia, torna un aggettivo e una dimensione che riviene in modo un poco sempiterno, tra un pastore, torna, e la sua compagna. Recuperati dall'oralità, prima di Arustadia e di Anana di un bambino di Della Foata, i versi di sagra palesano un accosto di scrittura vernacolare che sia come la sia un scambiadanto, baladi, tra virgolette, populismo e risa. Interessiamoci appunto a Paolo Matteo Della Foata, vescovo d'Ajaccio, autore di Poesie giocose in lingua vernacola della Pieve d'Ornano, un titolo che a dice lunga di già non ha sua intenzione, baladi e uso contenuto, poesie giocose. Un scritto che in modo strano non sarà pubblicato che assai più tardi a titolo postumo 1973. Invece che i scritti latini, italiani e francesi di un religioso quadrilingue furono tutti pubblicati quando era sempre vivo. Forse una conseguenza di un quadro di glossi, in tutti i casi non pare mica una scimità di pensarla. Allora, malgrado l'avvertimento urlesco di un titolo, osserviamo comunque in de predisanto di un nome di l'eroe augurato, incurato, eroe di l'opera e un nome di l'opera di maniera globale, di maniera generale. Osserviamo dunque la realtà di una critica sociale nuanzata sicuramente da un comico, un moralismo e a tenerezza. Aice o poeta è lo stesso, tocco o vizio, un tocco e persone. Un spirito leggero confermato anche dai famosi strati, dunque abbiamo intitolato Penuccia Udesto e un'epoca diversi che sono abbastanza conosciuti. Noi scrivimo bagatelli, noi non pretendimo né gloria né favori, i grandi poemi lasciamoli agli maiori, contentemoci di scrivere per i uiadi e per i pastori, femo rida o musa amata, piace a tutti una risata. Scrive per ride e per far ride, senza ambizioni più alte, punto e basta. Ecco qui l'obiettivo maggiore che lo gira all'insotto. Ma anche scrive in modo leggero per insegnare, baladi per moralizzare religiosamente, ramentiamoci che l'uomo è un religioso, un po' a maniera di avere la letteratura scolastica di un medioevo, qui sono esemplari, che infatti portavano a fine a una moralità, ma una moralità che non si può capire che di una sola maniera. Perché uso scopo dire infatti l'edificazione morale giusto appunto dell'individuo. Dunque non c'era nessuna piazza per l'ambiguità.
castigat ridendo mores, corregge lusi riendo, filiazione letterarie che non olimo mica, abbastanza antiche, comunque. Dunque, questa necessità quasi assoluta di scrivere faride, rammentata da tante volte da un scrittore in da sua opera, quasi in modo preventivo, come se lo c'era una beura di scrivere in corso, ci pare corrispondeva a ciò che lo chiama Romano Gulona l'ideologizzazione di adiglossia, che sarebbe infatti per i locutori un fatto di giudicarsi regolarmente egli stessi e sicura negativamente a maggior parte di un tempo, per non dire mica tutto il tempo. Ciò che la sociolinguistica catalana chiamerebbe più o meno l'auto-odi, vale a dire l'odio di sé linguistico, culturale e identitario, incosciente e quasi incontrollevole, risentuto da un diglotto, vale a dire un locutore marcato da una situazione di diglossia. Un diglotto è mica un bislingue. Una situazione sociolinguistica che ci pare corrisponde pienamente alla letteratura corsofona del secolo XIX, dove lo si scrive anzitutto per divertirsi e senza premurarsi tanto di modernizzazione o di dignificazione particolare. Più che di letteratura, lamentavamo già prima, parleremo volentieri di letteratura diglossica, senza cacciare nulla, attenti alla dimensione fondatrice di tutti questi scritti prima dici. Finimo con la doppia l'uvace della foata di Ugorsu, qualificato affettuosamente di patois popolare, e palesa qui l'assenza di volontà dignificatrice, malgrado l'affetto, e d'altronde a dice lo stesso, allora le mamintulò un'altra volta, e un'ultima volta, più si conserva serbadico e oscuro, più Ugorsu è corso, antico e puro buru. Quantunque ci abbiamo che in De Predisanti, prima opera davvero coerente in lingua corsa, che è un elemento quantunque da tenere in conto, si va che esiste un corso italiano, un francese e anche un ladino, di sicuro con valori simbolici sfarenti, concessi qui a ogni sistema, ma dandoci un po' l'impressione abbastanza piacevole e moderna di una bolivonia baktiniana avanti l'ora, un elemento fondatore in un senso che l'idea di plurilinguismo oggi è proprio fondatrice dell'insieme della letteratura corsa e dunque un elemento da mettere quantunque a uso credo. Il seguente primura in un tempo sempre di Walanino Antonio Leonardo Massiani con il suo poema Biadio in Asco. Allora torna di un altro poema eroico comico che stavolta abbia la forma di un racconto di viaggio che è un genere veramente emblematico di un romantismo, per via di a sua dimensione un po' esotica. Dunque è un racconto di viaggio, un'altra volta con uno scopo ridicolo, ma che per avere comunque una dimensione più nobile, dice radio, appetto al suo principio e anche al suo sbuginamento. Dunque vedremo una conclusione piuttosto interessante. Allora, abbiamo precisato un po' l'argomento. Il protagonista è un medico urbano, doppio di Ubueda, di noi, che si negola in Asco da comprarsi due gaggi, facendo una descrizione proprio scherzosa, e a dire la franca più scherzosa che negativa, di usi culturali e anche linguistici di rozzi montagnoli, nonché di laschesi. Proprio critico verso ciò che lo capisce come l'anticivilizzazione, un medico disprezzoso deve finalmente inchinarsi davanti alla virtà di laschesi, bramosi di campare a modo suo e intradielli, e se ne valerà di awalla con la promessa infatti di un voltacci ma più. Fra i tratti ricorrenti di questa prima letteratura diglossica, ramentiamo il termine, letteratura diglossica, ritroviamo a dimensione ridancia, il soggetto campagnolo, la critica piuttosto benevolente quantunque, e soprattutto il famoso confronto tra cultura alta e usi non solo rurali, ma in questo caso qui anche primitivi e per la prima volta si può dire trattati in maniera diretta. Qui non c'è mica l'idea implicita
di una differenza tra cultura alta e cultura popolare, qui c'è un confronto e quasi si potrebbe dire un intoppo di civilizzazione praticamente. La rivelazione finale di nobiltà di paesani, quantunque, permette di dare un sguardo più nuanzato a una condizione rurale, sicuramente di più che in Deus Irinato Iscapino, ma sempre sotto l'angolo finalmente prudentissimo di ludico. Da sapere, o viaggio in Asco è in parte parodiato da Marco Biancarelli, che ne va all'uso postmoderno un viaggio di sangue e di terrore, prova di a dimensione malgrado tutto fondatrice di l'epica che noi trattiamo, baladi di a sua storicità. Parlo di a noi la peregrinazione in Rocca Badima, in Aragolta San Giovanni in Patmos, e Padima ben inteso in un senso di calmo, chedo, sereno, invece che in a noi la di un viaggio di terrore. Bien. Ultima viura di un nostro periodo pioniero d'apparizione di un capitale scritto in lingua corsa, stavolta con un'opera importante e quando dico opera di senso largo, o astiaccio Pedro Matteo Luciana detto Battelabesca che torna un cognome e dunque una rivendicazione destro popolare, già in de uso pseudo, se lo si può dire così. Attore maggiore di vita culturale di l'epoca, fu anzitutto Benoi un autore attalentato di commedie o commediole, fra le più conosciute sono sicuramente Un matrimonio di Vifina, 1888, e A Givitola, 1892, e bisogna sapere che lo scrisse quantunque tra 40 e 50, dunque è il primo vero autore di nostra letteratura, di maniera palese. Il primo scopo qui di bindie, sempre ridendo, l'uso di un tempo a maniera di Molière o di Goldoni, che sono gli stessi d'altronde autori di commedie d'usi, vale di commedie de mœurs, sono costruiti così personaggi, o meglio archetipi sociali, attaccati tutti dall'autore, ma sempre umanamente, in un ambito, e questo è un elemento da notare, da segnalare, in un ambito per la prima volta cittadino, quello di Ostia di Avine del secolo XIX. Il paesaggio sociale di ricco e da più basso popolo sino alla più alta borghesia più soprana. A campagna, in tutti i casi, e poche volte che la viene ammentata, si trasforma di Agostin da un luogo semplicemente di soggiorno estivale di gioco, baladi diventa un luogo neutro, non è più un luogo d'arrierazione paesana o affari di questo genere. Come dal cedo do Baello, la lingua di Luciana fu l'oggetto di critiche assai dure. Per Anton Francesco Filippini scrivia come lo si parlava, baladi in modo babelico e senza premurarsi manca appena di l'etimologia. Ivia Groge, in della sua antologia famosa, in 4 volumi, ne dice altrettanto, ma forse in modo anche di più crudo, dunque qui ha ricacciato agitazione che mi pare interessante, in francese. À la vérité, il est plus un auteur bastiais qu'un auteur corse, et le caractère local de ses comédioles en diminue considérablement la portée générale. En outre, comment ne pas reconnaître avec quelque tristesse que sa langue, bien que non dépourvue de couleur et de vigueur, manque de pureté. Des expressions italiennes y voisinent avec des termes spécifiquement bastiais. L'orthographe de certains mots aussi est, hélas, souvent défectueuse et semble défier l'étymologie. La postérité lui pardonnera peu de telles lacunes et de n'avoir pas fait en faveur de l'unification du dialecte corse l'effort que l'on était en droit d'attendre de son grand talent littéraire et de ses connaissances linguistiques. Allora, a dire la franca, la lingua popolare di personaggi anche lì popolari, pensiamo ai numerosi cognomi, e quella più italianizzata di classe alte corrispondia infatti e proprio a realtà sociolinguistica come l'era dando. Corrispondia di nuovo a tradizione realistica di commedia d'usi. Prendiamo come esempio a Goldoni, l'ha già ammintato prima. Goldoni è una delle sue opere, fa alternare secondo i personaggi, secondo il suo statuto sociale, la sua condizione, fa alternare dialetto veneziano
e toscano di a norma, baladi che a urghesia adobrerà in modo più naturale il toscano e il bobolo, il dialetto, esattamente come lo fa finalmente batte besca, senza premura di una gerarchizzazione o di una mancanza di qualità in tutti i casi particolari. Senza premura scientifica di un naturalismo quantunque, ma o manco con l'intenzione di arrivare verisimilezza a abitudine sociale, vale a dire un effetto di reale attraverso il realismo linguistico. Penseremo quasi così al dialogismo, a polifonia di Bakhtin, quando lo dice da illustrare molteplicità e a relatività di verità umane, il linguaggio di un romanzo da Gabi di non in senso di letteratura in generale, di un sistema di lingue. Dunque, accanto a lingua o e lingue, e lingua finalmente assai di più moderna di ciò che l'uomo penserebbe, rimarchiamo l'interesse della pesca di noi per i comportamenti umani in generale e meglio, per la maniera che la può avere a tradizione di limitare, in una certa maniera, il potenziale dell'individuo, vale a dire di una persona. Come a giovane tutuccia e con bello cognome torna in dea givitola chi si prova a assumere una vita leggera malgrado lo sguardo critico di la società e quello al contrario intenerito, critico solamente verso noi stessi, di l'autore. Pur lo verma istinto comico uso teatro e che lo sceglierà udaliano, giudicato di più solenne per uso dramma Maria Gentile, batte la pesca ferma sia come la sia a viura fondatrice di un teatro corso provano. Allora, da bilancio parziale, possiamo dire senza paura di sbagliarci che a quei tempi scrittura letteraria, pur di glossica che la sia, e realtà sociolinguistica si intrecciano di maniera netta. Marcata da cultura popolare orale e da diglossia, su periodo di formazione di un capitale scritto in lingua corsa o letterarizzazione a uso che fa per spiegare veramente il ruolo. A subrana di poesia e l'assenza di prosa, che è un constato che non vedremo in letteratura di espressione corsa un cuburo sinamente a questo, a ruralità, urlesco, os intimo quasi obbligatorio di svalutazione isè a petta modelli stranieri che al contrario sono sopravvalutati, sono caratteristiche maggiori. Un estro bugolico giocoso che dunque a poca che vede con una semplice scelta estetica o creativa, ma traduce piuttosto lo stato in minorazione e anche di insegurità linguistica che lo bade o scrittore in lingua minorata. In linguaggio psicologico si parlerebbe di intranquillità di uno scrittore. Torna un elemento che da durare per di assai tempo in letteratura e espressione corsa. Oggi è un assai di meno. Bien. Dunque notiamo un'assenza di generi detti nobili, tra virgolette, per un momento, né creazione liberata dai determinismi extraliterari o sociolinguistici, come noi diciamo in introito, e modernità e universalità letterarie mica, o praticamente mica, di maniera globale. Precisiamo che per arrivare a penuccia non ta teoria qui, non ta un concetto di letterarizzazione di lingue, precisiamo che in un caso corso e in un caso di letteratura corsa pioniera, un sposa manca appena l'idea di un assoludismo come lo dà a intendere Christian Jouot quando lamenta al secolo XVII francese, per esempio il ruolo dell'Accademia francese, il ruolo di adopra l'espressione manutenzione des esprits. Bon, non esiste mica questa idea qui, invece se l'idea di una forma di pressione non dagli scrittori, infatti di una pressione che viene dall'interiore, dagli scrittori e gli stessi, che sono come controllati, come limitati, infatti da obeso, tamanto, di diglossia, che torna l'elemento chiave.
Una luce esperienza quantunque le mudetta combatte la pesca e uso de altro chi malgrado la sua comicità e l'anzianità di la sua forma quella di Agumediadusi, s'apre a un spazio urbano emergente, da capo a una forma di plurilinguismo e si interroghe per la prima volta non si può dire pertinenza di tradizione come elemento sacralizzato, quindi è un elemento modernissimo. Senza parlare dunque di modernità, ramentiamo che Ferrando Ettore qualificava di dernier et lointain héritier de Salvatore Viale, un parement cus prepositato gusti di parlare di evoluzione. Diceremo dunque da prima conclusione che è base dell'elaborazione quantitativa e qualitativa da bene sono lampade. Allora, ma passato alla seconda parte di presa di parola, intitolata Fase romantica, recuperazione scritta di un patrimonio orale, che era raccolte, le modavede, e creazione, tra virgolette, populiste, con la cosiddetta letteratura dell'almanacco, da mettere di noi, tra virgolette. Allora, un piccolo sguardo storico. Contra il classicismo e il modernismo razionalista di luce, le lumiere, io dico luce, certi dicono i lumi, per me il lume è piuttosto un lume elettrico, dunque dico luce. L'Europa del secolo XIX vede nascere e svilupparsi un movimento nuovo chiamato il romantismo. È così che Johann Gottfried von Herder, tedesco, figura maggiore di un romantismo alemano alla fine del secolo XVIII, sviluppa la sua teoria, sai, conosciuta di un Volksgeist o spirito o genio di un popolo. Definisce l'idea di nazione come essendo mica una costruzione politica materiale, baladì infatti un Stato, ma piuttosto come una forza immateriale profonda, secolaria e unitaria, trasmessa dalla memoria collettiva storica. Dunque è una nozione soggettiva, infatti, è una percezione e mica una realtà concreta. La natura, opposta alla modernità, diventa allo stesso tempo lo specchio dell'anima e un luogo di intimi piatti. Secondo la stessa logica, la lingua, il canto e la letteratura popolare, baladì il folklore, attenti, mica con la connotazione odinca di parola, il folklore in senso di la cultura di un popolo. Piuttosto con l'idea al contrario di una dignificazione, diventano elementi infatti che sono rivalutati e anche rivalutati assai dal romantismo. Sotto l'azione di fratelli Grimm si fa la raccolta di tesori di un patrimonio orale che diventano simboli di popoli e sposano anche in certi casi a forma di propagande nazionaliste autentiche. Un spazio di scedo identitario di nazionalità che conduce di noi cosiddette piccole nazioni a non idearsi di una forma di nazionalismo nascente. Mintulemo gusti, fra l'altro, a rinascita catalana, Renaissance in catalano, ne parlavamo prima, che è proprio una mossa patriottica da Jim in fondo. Mintulemo di noi il Celtic Revival irlandese, più letterario, o il famosissimo Félibrige occidentale, bramoso di recuperare letterariamente la cultura e la prestigiosa cultura doc, concernendo Félibrige, attenzione dunque, una dimertia più culturale che sputicamente politica, pur se le ha mintato per esempio in Dea Gispra, c'è una riferenza di prestigio a Mistral, in Dea Gispra che sappiamo di un po' un manifesto storico di un nazionalismo corso, ma un perdimo di vista che è piuttosto infatti una mossa culturale letteraria, ma che non si potrebbe mica qualificare di strettamente politica. Interessiamoci dunque e capita la situazione di Corsica in questo quadro globale di un romantismo europeo. Faremo dunque in prima la distinzione tra un romantismo sui generis, vale a dire particolare a Corsica, e quello esotico arrivato da Uvora e in particolare dai viaggiatori. E siamo in un romantismo, dunque il viaggio e i viaggiatori sono elementi qui che non si possono mica schizare. Vi è un progetto chiamato Deterritorializzazione da Pierre-Joseph Ferrari, bene nudando compilati e messi a scritto i ganti esciuti dall'oralità.
si il primo a partecipato a questo fenomeno di fissazione di un patrimonio rurale è l'inglese Robert Benson in 1825, stranamente un inglese. I veri artigiani ne erano Salvatore Viale e lo scrittore patriotto italiano Niccolo Tomasio. Viale pubblicò in 1835 le sue canzoni contadinesche in dialetto corso, che oggi sicuramente rivalutà il patrimonio locale, ma non ci scordiamo mica che in italiano contadino vuole dire paesano. Una piccola rimarca che si può fare. Forse influenzato da Tomasio, Viale rinominé la sua raccolta Canti popolari corsi in 1843. Tomaseo, in quanto a ello, pubblicò in 1841 la raccolta Canti popolari toscani corsi illirici e greci, con un'aperta corsa intitolata in modo eloquente Canti del popolo corso. Oggi, parola si può dire inventata da ello, ad conoscere tanto una certa rivalutazione e a livello francese, anche a livello internazionale, entrerà per esempio il Vocero in un dizionario francese, dunque una rivalutazione, scusatemi, che c'entra in questo processo globale romantico. Tomaseo, ma di noi livornese Guerazzi, ammiratore di Pasquale Paoli, e di maniera più larga ciò che noi potremmo chiamare un nucleo o un nocciolo idalovilu astiaccio, so dunque all'avanguardia di un primo riavvicinamento storico tra Corsica e Italia di poi la conquista francese dell'isola. Sotto la sua azione, il corso si trova come dignificato, ma attenti alla precisione qui è d'obbligo, intanto che dialetto più schietto di italiano, un dialetto capace di rendere all'Italia di un risorgimento, rammentiamo la situazione politica di tanto, lo spampillo lime di uno splendore passato con la sua dimensione arcaica che non sarebbe astronomia che lo specchio di purezza originale dell'idioma di Dante. Tutto un programma. La stessa per la cultura, in particolare i oggi, e anche per la storia, con una certa interpretazione, per esempio, fra l'altro, di un personaggio di Pasquale Paoli che diventa così all'improvviso un patriota italiano. Dunque una visione veramente romantica in del caso dell'Italia. In tela di fondo di noi percepiamo la rivalità che c'è tra l'Italia preunitaria e una Francia presentata come moderna, ma moderna in derogativo senso di parola, vale a dire senso romantico. Attenzione, oggi è moderno di visto come una qualità, la modernità, di un elemento anche bramato assai dalla letteratura corsa, qui di un senso romantico, vale a dire la modernità che è simbolo di corruzione e che si oppone alla natura. Dunque abbiamo visto un po' la visione italiana o talianizzante di Corsica durante il romantismo, interessiamoci a quella francese. In Francia l'interesse per la Corsica è reale, massimo in dei certi intellettuali parigini, ma motivato proprio dall'esodismo e dal folclorismo. Dunque folclorismo, qui c'è una differenza di connotazione. Il tema prescelto ferma l'emblematica vendetta, simbolo strano di suo paese a tempo lontano, serbatico e inculto. Di sta letteratura detta, tra virgolette, merimeana, riteniamo la volontà di mettere in scena una forma di violenza culturale, esagerandola e con il fine, infatti, di renderla quasi, in una certa maniera, onorevole e positiva. Il ragionamento quindi è romantico stiappato. La civilizzazione, come diceva, è per forza corruzione e il naturale è per forza purezza. Un ragionamento veramente tipico di un romantismo. Di sicuro non si lamenta mai, per esempio, di Mérimée, non si lamenta mai la violenza schietta che poi caratterizza certi banditi, elementi come forzature che sono accaduti e che in questa letteratura qui non esistono mica. Un po' non mica esiste, visto il progetto ideologico che lo c'è dietro in tela di fondo. Sia come la sia, dunque, eccoci ripeto, a una visione etnotipica, si può dire radicale, e che avrà come conseguenza
fra l'altro di condurre i corsi e gli stessi a considerarsi di una certa maniera e un cuburu odie. Secondo ciò che lo chiama Genio Gherardi, un specchio devormente. Dunque, il romantismo è anche che per i corsi è un specchio devormente, con conseguenze che per oggi e che oggi finalmente esistono sempre. Basta abordare la rete. Vediamo che questa visione merimeana ha poco a che vedere con la concepitura nazionale e memoriale che lo presentava RDR, che sarà più o meno, ma dicerà di un deusosenza a elli, quella di Lida Lovili. Dunque, infatti, avviene una forma di romantismo marcata da subordinazione di un locale a volontà di un Stato-nazione, con l'inevitabile riduzione folclorizzante di un quadro etnografico finalmente caricaturale. Allora, da completare un po' il proposito, fra gli intellettuali corsi che partecipano al fenomeno romantico globale di recuperazione e l'oralità, in più di viale mintulemo a Giambito Grimaldi, che scrive in italiano ma accompagna i suoi testi da nudazione in giro a lingua corsa, che sono stranumerose, e compone di un poemi destro popolare che ribasseranno dopo in dell'oralità, come il famoso poema Bartolomeo, per esempio. Antonio Mattei, infine, pubblicò nel 1867 i suoi proverbi, detti e massime corse, ma verso la fine del secolo ha mossa di compilazione patrimoniale principi a sfiadarsi. Allora, in più di raccolta, l'altro puntello maggiore di un romantismo corso è quello dell'almanacco. Demone subito appunto a definizione. Di regola, l'almanacchi erano opere annuali dedicate alle comunità paesane che ci trovavano insegnamenti e illustrazioni. Allora, per esempio, a un tempo climatico dell'anno seguente, un affare che ci può fare un po', che ci può strappare un sorriso, informazione i gigoli di a luna, d'altronde i lunari erano anche un cognome, e pratiche agricole, a religione, gridenze, a cucina, affari come a medicina, bon, infatti appena di tutto e dunque in poche parole roba paraletteraria, la diciamo in introito, più che strettamente letteraria, eterogenea e soprattutto popolare, pur in l'uso modo di spargere assicurato dai famosi tragolini che battiano i paesi o per adoperare un bello erbio di lingua corsa che tragolinavano. A livello europeo, ancora di che la letteratura di l'almanacco si popolarizza a Oasa sotto l'azione dell'Almanacco Provençal 1855, portata da Velibrige Occidano, ma girata ella proprio verso la ricerca letteraria, a qualità, e con una redazione sana in Occidano. Dunque, un progetto che è un'amica la stessa portata quantunque, un progetto che li cercheranno per esempio di imitare un po' i scrittori dell'anno corso, ma l'anno corso siamo già 60 anni dopo, dunque vediamo qui a differenza a livello cronologico. Eccoci dunque ripeto a una letteratura fondamentalmente di divertimento, anzitutto, tra da una parte cultura sapiente scritta in lingua alta e dall'altra parte cultura popolare, orale e dialettale. Una dualità di fondo che infatti in Corsica esiste già da poi parecchi secoli e che permette a questo tipo di letteratura o di paraletteratura di svilupparsi. A livello linguistico osserviamo così dell'almanacco in Australia ubasse bene il libero tra italiano, corso e anche qualche volta, ma di maniera più relativa di nuovo francese. Senza premura particolare di gerarchizzazione, una gerarchizzazione che l'abbiamo vista esiste in dello spirito di scrittori, dunque questo è un elemento interessante di paraletteratura dell'almanacco. In 1847 è pubblicato l'Almanacco del Pescatore di Chiaravalle, primo almanacco a integrare pezzi corsovoni, dunque a livello di istoricità, qui ci tocca a mintolali.
I pezzi cursovani sono pezzi che, bon, quantunque spesso e bera sono annunciati quasi preventivamente come giocosi, bon, quindi di un elemento da rigacciare. Dunque una gerarchia che relativa ma di una certa maniera che non è mica completamente assente non più. C'è semplicemente tutto il peso di l'epica e di una situazione sociolinguistica sempre non ta letteratura. Salmanacchi corsi, giochi, che erano venduti a buon patto, anche a streccia mercato, avevano come centro editoriale a stamperia di Fratelli Fabiani in Bastiglia. Salmanacchi Gusti avevano come la sia un merito d'amanto da assicurare la transizione da una letteratura a bocca, simbolo erderiano di un spirito di Boboli, verso un comincio, in tutti i casi, di letteratura scritta o, somuole, una specie di via mezzana romantica a un famoso conflitto sempiterno tra tradizione e modernità. L'almanacco assicura anche un inizio di vulgarizzazione di un scritto in lingua corsa che prosegue uso processo d'autonomizzazione a petau toscano, baladì uso processo di individuazione proprio. Ma, pur arrivando a obbedire all'edificio di una messa in cantiere di un corpus letterario scritto, bene o male, cioè la dilla, da suja letteratura e l'almanacco e letterarizzazione in un senso qualitativo sottinteso di a parola. Sabara letteratura si impone infine come un laboratorio prezioso di conflitti triglossici, baladi tra corso italiano e francese emergente, all'opera in seno alla società corsa di un secolo XIX attraverso il fenomeno conosciuto dell'interferenze linguistiche. Nudiamo così da Berta Gursovana una tendenza chiara all'ipercorrezione verso il toscano, il riverente toscano, e di una presenza sempre di più importante di gallicismi. In dell'altro senso sono i corsismi che vengono, tra virgolette, a mandiarsi il testo in italiano, ciò che conduce Giacomo Vusina a dire che i due registri si confondono. Allora i due registri, baladi, orale scritto, sapiente popolare, o a livello linguistico, espressione corsa, espressione italiana, e senza smenticare di noi l'emergenza di un francese. In quanto al contenuto paraletterario specifico, si può dire che la letteratura e l'almanacca si articoleggia in giro a due tempi. In un primo tempo si ribia quasi tale quale a mossa patrimoniale di messa a scritto di tradizione, di l'oralità, che abbiamo visto attraverso le raccolte, e fuori di un scambiamento tecnico di Buntello, praticamente non c'è nulla che pare contrario a qui lo slancio di l'oralità. Più tardi si entra in una fase di creazione letteraria più specifica, malgrado l'influenza sempre palese di gotici di l'oralitura, secondo un neologismo formato da Philippe Gardy. Si può anche quasi per là, per via di questa vicinanza di forma e di fondo, di creazione, come noi diciamo Nenzo, tra virgolette, populiste. Da eccezione notevole, quantunque, i qualche frammenti teatrali che spuntano in maniera sporadica in dell'almanacchi, frammenti liati dunque di maniera più netta a una cultura di scritto. Die in tutti i casi questa posizione mezzana proprio strutturale che Genio Gherardi qualifica di spazio di l'oralità mista o, per dirla noi stavolta in francese, le lieu de l'entre-deux. Malgrado l'anonimato scelto in modo massiccio dai scrittori, a dissimulazione da reda cognome, che può essere a tempo sia un segno di fidelità, tradizione orale, sia una marca incosciente d'autominorazione di noi, malgrado di nulla senza obiettiva di capitobare. L'antica paraletteratura e l'almanacco ci lavora quantunque non solamente a capitalizzare, vale a dire a cadastare una materia scritta per a letteratura corsa nascente, ma di nuovo fa conoscere certe figure importanti. Dunque, mintulemo da esempi il canonico poeta vastiaccio Stravorelli,
o drammaturgo Santo Bedraccio Anton Bastiano Luciardi, autore nel 1821 di Agumediola Mammasò, o o di già nominato Anton Leonardo Massiani, il suo viaggio in Asco, pubblicato nel 1886 dalla stessa tribuna. Peraltro, la tradizione dell'almanacco troverà una perpetuazione all'epoca seguente, che abbiamo chiamato noi pre-riacquisto, rammentiamoci di un nostro introito, che imprima l'almanacco di Amouvra, che si pubblicava a ogni ventannata e compilava i pezzi letterari che erano considerati come i più buoni di l'anno. Ma quello che diventerà più tardi il librone di Amouvra, a partire dal 1937, è già di La Franca, un po' come l'anno scorso, una rivista letteraria, non è più un almanacco. A vera dimensione popolare ritroveremo a Stepega Guidi, infatti, in De Awaretta Mija, rivista paraletteraria movrista consacrata alla ritrascrizione di produzioni di poeti orali improvvisatori e anche contatori. Infatti, ciò che noi abbiamo ad unisce sotto l'appellazione che dirà già che esisteva all'epoca l'Anfarti. A prova di noi che lo scambiamento di paradigma letterario in atto a principio del secolo XX si ha sempre di l'oralità tradizionale da poi realizzare la transizione senza dolore verso la letteratura scritta. Un meccanismo di una certa maniera quasi psicologico come per rassicurarsi appena di betta a beura che la può indurre a novità. A dirla franca, ritroveremo un po' questo riflesso qui fino a assai tardi in letteratura e espressione corsa, mantenimento e in parte riacquisto compresi, avremo sicuramente l'occasione di mintularla. Allora, per questo e malgrado tutto questo, e al di là della smentiganza oggi che oggi, ci pare importante idealmente la dimensione fondatrice della cosiddetta letteratura dell'almanacco, che si meriterebbe sicuramente, in tutti i casi secondo noi, una piccola rivalutazione o manco una rimessa in prospettiva, senza niente di nessuna maniera che, come per tutta la letteratura giocosa e l'epica, si tempi prima dici non so anche a creazione sciolta, ma piuttosto a presa di coscienza, come noi diciamo, di una specificità, ma una specificità frenata quasi psicologicamente le capita da sovrana incosciente di realtà di classiche. In poche parole, assistiamo all'inizio pruente di una costruzione letteraria corsa, un inizio che non si deve mica mitificare, bella sicura, ma manco capisce ripiazzandolo in un quadro più largo di un processo diave di l'elaborazione. Ecco. Bon, beh, mi pare un primo accosto, un primo periodo che è stato accostato di modo a quanto meno costruito, completo, chiaro e poi assai fornito in esempi e bello specificato da autori e di temi. Per gli studi corsi penso che è proprio un bello momento. Non so mica se lo ci sono a dire questioni su primo passo, su chi copri quantunque. Beh, da un diciottesimo anche non è mica accostato di modo proprio, come dire, C'è poca roba c'è all'inizio. poca roba, ma a tempo ricordiamo quantunque al principio di un diciottesimo con Guglielmi e dopo giusto appunto tutto su percorso qui tra romantismo, i primi passi e dunque i primi elementi. Domandi, no? Giacomo, è qualcosa. Posso, malgrado la voce piuttosto fosca, io volevo dire tutto veramente un piacere tanto proprio. E la consento qua forma in noi, perché c'è qui tutta una riflessione, tutto un lavoro da cadastera, ma anche di categorizzazione
ciò che dà veramente una possibilità di accostare a nascita e lo sviluppo della letteratura corsa in maniera metodica e schiarita da un contesto. Allora, in un contesto vorrebbe mica fare rimarche perché è perfetto, ma semplicemente aggiustare 2 o 3 affarugoli, se è possibile. Non dimettiamo questa questione di viaggiatori. I viaggiatori sono viaggiatori inglesi per più, al XIX secolo, e che a poco hanno sperde l'interesse giusto appunto per il folklore, a un senso etimologico, come tu l'hai detta, e vorrei ammentare semplicemente per ammentarlo, che lo sia completo, Humboldt, a riverenza di Humboldt, che è tra Herder, diciamo, e a costruzione alemana, germanica, diciamo, di un popolo, Humboldt che fa alea tra Herder e poi dopo tutto il XIX secolo, tanto più che Humboldt studia le lingue, e che attraverso le lingue si ne va a vedere ciò che lui è, lo spirito di un popolo attraverso le lingue, più che attraverso l'anima, o piuttosto l'anima di un popolo va a cercarla in della lingua, in della produzione della lingua. Voleria di noi di qualcosa non da Tommaseo. A presenza di Tommaseo in Corsica ha avuto un affare che si sa bene, fondamentale. D'altronde c'è stato tanti anni fa un colloquio non da Tommaseo, non da Niccolò Tommaseo, qui diretto, messo in piazza e diretto da Angelique Salvaregni, che ha dato l'occasione di una pubblicazione. Lì dei lati su colloquio ci troverete assai elementi di formazione da Tommaseo in Corsica, ciò che l'ha imparato in Corsica e come l'ha fatto il suo viaggio attraverso Parigi, a Britannia e a Corsica. Finalmente, quando lui va in Corsica, trova finalmente. Allora passeremo a BU. Dunque c'è questa, ma c'è di noi in Deo colloquio Paoli Bonaparte, che è stato fatto un anno. C'è stato un affare interessantissimo appresso Tommaseo, di che c'era un comunicante, uno che ha fatto una comunicazione, che era un serbo, e che ci ha spiegato quanto Tommaseo aveva ricevuto in Bastiglia, in Corsica dunque, a stampa della sua cultura e della sua lingua d'origine, il dalmato. Allora, questo è un affare da verificare, da lavorare, cioè mica andare troppo fuori, ma il console britannico in Bastiglia, Palmedo, che è stato da 1814 sino al 1846 e che dopo è andato in America, scusami di più, e dunque sarebbe stato quello che ha iniziato Tommaseo a sua lingua, benché a sapia, ma come non sappiamo noi il corso minorizzato, e lo conosceva dalmato, e è per questo che ci sarebbe a raccolta i canti lirici sarebbero stati ispirati, diciamo, a questo. Bon, a dico assai precauzione perché tutto questo manda a essere verificato e ci sono gente che ci lavorano tanto, ma di un affare ne abbiamo imparato dunque anno. Tommaseo in Bastiglia dunque ci permette di riconsiderare completamente i territori come a Corsi, come a Bastia, come a Ajaccio, come grandi città, come corti, invece di pensarli
come ha pensato tutto un secolo come luoghi gioiosi, era esattamente il contrario. Erano luoghi apertissimi, se lui si può dire. E dunque il romantismo che si vede in Corsica, si vede in noi a Baleari. Sono gli stessi viaggiatori che fanno un giro, vanno a Baleari, vanno in Sicilia, vanno in Sardegna, e dunque fanno un giro delle isole del Mediterraneo occidentale. E dunque permette di vedere dove la via Corsica proprio. Scusate, sono stato appena là. So mica se tu vuoi rispondere o se è semplicemente una rimarca. No, beh, più un'oda di arrivarenza con una via manco, di La Franca, dunque è interessante perché so da una prospettiva di ricerca e pensavo giustamente a un momento di guardato finale che è sempre importante e ogni volta c'è maniera di rigacciare qualcosa per la ricerca, mi dice accaduta, dunque più un'oda di vostre rivarenze e mancherà di mica di andare a investigare un poco. E io ti volevo fare una domanda. Hai, hai parlato dunque di su cet entre-deux, che ti hai nominato un francese, l'Italia non viene e Francia, no, l'Italia se ne va e Francia non viene, mi pare di una parola di Goerazzi a un momento dato. E io ti voglio domandare in dell'accosto giusto appunto di su periodo di elaborazione, forse una parola appena abusiva, sul momento di un romantismo qui tra i viaggiatori francesi che vengono e che finalmente fabbricano questa macchina romantica di Corsica al XIX, in la presentazione di Ettori in dei memoriali si capisce quantunque che c'è una differenza tra un'elaborazione romantica o una costruzione romantica d'origine francese e una costruzione romantica d'origine italiana. E non so se tu l'hai lamentato, penso mica che ti hai lamentato a novella storica che si sviluppa a Pinuccia in suo periodo qui con Francesco Taviani Renucci. Con Renucci. E con Renucci No, per non l'ho esempio. mica lamentato, è Bon. vero. Dunque, questa differenza qui che è arrivata da Ferrando Ettori tra una macchina costruita da italiani una macchina e su tra due finalmente su tra due nazioni qui come ti pare a te? Ti pare un qualcosa di veramente sfarente o c'è tutto un romantismo che nasce a suo momento qui tirato da una banda dall'Italia e dall'altra ciò che è finalmente una permanenza e che si ritroverà forse in dei riacquisto. Io penso, ho visto due accosti differenti, bon, anche io ho seguito il filo di Asso aperto da Ettore, tra da una parte il romantismo italiano e dall'altra parte il romantismo francese, con infatti in giochi scopi differenti. Quello italiano piuttosto mosso da una volontà sincera di navigazione di un folklore, ma di noi che non era mica senza intenzione politica per rapporto alla costruzione dell'Italia che a questo momento qui va verso la sua unità, verso la sua unificazione e dunque è uno sguardo che è volentieri in linea con l'Italia, infatti con un'idea appena zittita in radio di gerarchizzazione che esiste. In del caso francese di veramente sfarente c'è l'idea a pieno desodismo che da mercato romantismo di maniera generale e in del caso corso una visione come ho detto che avrà certe conseguenze, non la visione che li avranno i corsi e gli stessi a livello di uso proprio di propria macchina e dunque due maniere di leggere un romantismo sfarente ma che hanno in comune comunque a volontà di interessarsi a un vernacolare, a un locale ma effettivamente due scopi fondamentalmente comunque sfarenti. E c'è da avvicinarsi di noi sul momento qui. Mi pare che da banda di Scozia o di Inghilterra c'è Walter Scott che comincia a
a costruire un immaginario nazionale, quindi che la letteratura si mette al servizio di un immaginario collettivo da fondiare a nazioni di noi. Si può fare una lea qui, giusto appunto una volontà di recuperazione da una banda o dall'altra, per giusto appunto andare verso un progetto di nazione. Ma allora con un certo contrattempo per agorsi, per questo che avremo dopo l'epica seguente, che abbiamo rinominato, se lo si può dire così, pre-riacquisto, progetti che andranno in questo senso, ma veramente per me, se lo si deve parte da una figura in particolare, adesso è piuttosto Santo Casanova, dopo Agis, un poco dopo, se lo si può parlare di un romantismo in un senso anche di rinascita catalana, che è, come ho detto, proprio una mossa patriottica, in Corsica adesso con un certo tempo di ritardo. Per me, No, no, ma è palese, non so mica, sì. Pedrosa? Vabbè, tutto. Boh, beh, te la ringrazio assai e da maniera si quattro comunicazioni filate saranno quantunque penso qualcosa di completo in quanto a ciò che insomma, mi posso permettere, sa prima parte dirà, déjà una maniera per me di presentare un piano un po' scientifico, i modiassi di ricerca, i radio, come ho detto non è mai più divertente, ma si impone di noi per far capire un po' l'angolo che ho avviato per questa ricerca qui, per queste ricerche qui. Ma è sicuro che la prima epica, l'epica pioniera, non è mica più divisiosa, è anche meno divisiosa di La Franca, in quanto a i capi d'opera, in quanto a ciò che è pubblicato, è l'epica meno divisiosa, ma è un'epica che è fondamentale in nel senso che la buona è oase di ciò che viene dopo, mette in ballo la literarizzazione e pone oasi di l'elaborazione, che sono due concetti differenti qui. L'elaborazione è messa in ballo a dimostrazione di literarità di un corso, e tanto entriamo in della dobro di generi detti nobili, eccetera, eccetera, invece che la literarizzazione, infatti, di l'antigamara, di anche, se vuole, l'antigamara di l'antigamara, ma sono i primi passi e sono fondatori o fondivi in quanto a storicità dell'insieme. Dunque ci toccava mentale e così abbiamo fatto. e forse chi viene più tardi, ma io penso sempre a un filo di elaborazioni nazionali che è scritto da Gian Guido Talamoni e che parte della letteratura plurilingua o multilingua e che si appoggiano finalmente i ragguagli o altri testi di XVIII, ma che avrei l'occasione di riparlarne, penso, di L'ha modo già aumentato un po' no, ma di dell'introito, un'altra ma problematica, ma la prossima volta precisamente ne riparleremo e qui di radio a visione, yeah, di perché Diago Radio yeah, ma c'è un parallelismo, ma a tempo c'è sempre quest'idea di un filo continuo fatto di continuità e di rompiture, ma un filo continuo quantunque che l'elaborazione nazionale e globale per Gian Guido, qui di espressione corsa più culturale, dice radio per te, ma sarà interessante a un momento dato di paragonare i due tesi, senza contare tutto il resto. Ti ringraziamo assai e monda. Vi ringrazio io, ho piacere. Dunque, al prossimo appuntamento, il secondo... Mi pare che l'8 di marzo, l'8 di marzo, credo, l'ho giunta anch'io. Dunque, d'accordo. appuntamento all'8 di marzo per la seguita appassionante. Ti ringraziamo assai. Ringraziabile.